Signori, buongiorno, io sono Arnaldo Bovolenta della Produttori Sementi Polesani. Oggi inizieremo un tour in 3 realtà aziendali polesane. La prima azienda che stiamo visitando è l'azienda Gorino Sullam di Gorino e valuteremo e visiteremo in particolar modo 2 varietà. Una si chiama Pilier, dove adesso ci siamo proprio dentro il campo, e l'altra varietà, una nuova varietà, si chiama Liam. Siamo in un campo di grano bellissimo. Questo qui è un grano, è il Pilier, che è entrato nella scuderia, io la chiamo scuderia della Produttori Sementi Polesani l'anno scorso, con dei risultati eccezionali, quindi la andiamo a riproporre. Sono 2 varietà, come voi potete ben vedere già dal Pilier, che sono inserite nella filiera Carta del Mulino, e negli ultimi 3 anni Barilla ha lanciato una filiera che si chiama appunto Carta del Mulino. Noi agricoltori andremo a produrre grano in modo sostenibile. Sempre più spesso vediamo nelle nostre strade o in mezzo ai nostri campi di fiori. Che funzione hanno questi campi di fiori? Questi campi di fiori hanno la funzione di proteggere gli insetti impollinatori. Vi do un dato: voi dovete sapere che negli ultimi 30 anni a livello sistema mondo abbiamo perso qualche cosa come il 70% di insetti impollinatori. Sì, l'insetto impollinatore è molto importante, questo sia ben chiaro, per la nostra agricoltura, è importante per gli ortaggi, è importante per la frutta, è importante per i cereali. Quindi ben venga la proposta, la filiera portata avanti da Barilla, la filiera Carta del Mulino, perché andiamo a produrre anche, oltre che tutelare gli insetti, andiamo a produrre anche un cibo sano, un grano rintracciabile. Sappiate che tutti i grani inseriti nella Carta del Mulino sono rintracciabili, che quindi è anche una garanzia di salubrità per il consumatore finale. Con me ho il tecnico rappresentante della società Florimond Desprez, l'amico Azzi Massimiliano, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi oggi e ci darà alcune delucidazioni per quanto concerne l'importante varietà. Bene, desidero ringraziare prima di tutto l'azienda Gorino Sullam che ci ospita quest'oggi, ma soprattutto ringrazio Produttori Sementi Polesani nella figura appunto di Arnaldo Bovolenta. Ringrazio Arnaldo perché è stato la prima persona a credere in questa varietà, ha deciso appunto ci ha creduto fin dai primi momenti decidendo di inserire questa varietà nel suo catalogo. Aveva questa necessità appunto di garantire ai propri, non solo alle proprie aziende ma anche ai propri consumatori, in questo caso Barilla, di avere questo prodotto che fosse salubre. Pilier è una varietà che è resistente alla ruggine bruna, una buona resistenza alla ruggine bruna. Questo ci consente comunque di avere piante sane e che, come potete vedere, mantengono benissimo questo verde, manifestano sin da subito questa sanità di pianta, garantendo appunto, come diceva prima Arnaldo, un prodotto salubre per i consumatori. È una varietà che ha una tolleranza anche al clortaluron, quindi ci consente anche per quelle aziende che hanno necessità di utilizzare altre strategie di diserbo alternative, di poter anche rivedere appunto le proprie strategie. Pilier è un panificabile che ha anche ottime caratteristiche molitorie, infatti ha un P su L medio-basso, ha un buon W e soprattutto per queste caratteristiche piace ovviamente a tutto il comparto molitorio. In genere ha un contenuto molto basso di DON. Chiedo anche conferma ad Arnaldo Bovolenta, che ha avuto modo di vedere la varietà diciamo così in larga scala, e quindi volevo un po' sapere anche da lui, avere un feedback da Arnaldo Bovolenta sulla varietà. Ecco. Sì, Massimiliano, come è andato l'anno scorso il Pilier? Decisamente bene, abbiamo fatto delle medie superlative e quindi la nostra intenzione, l'intenzione della Produttori Sementi Polesani, avendo, come dicevi tu, come diceva Massimiliano, queste caratteristiche importanti dal punto di vista molitorio, che effettivamente sono caratteristiche importanti, e
questa alta tendenza alle produzioni. Infatti voi come potete vedere una varietà anche molto elastica, quindi una garanzia di tenuta all'allettamento, ma soprattutto è una varietà che ha delle caratteristiche molitorie molto ma molto importanti, e quindi noi lo riproporremo e anzi tenteremo a aumentare la superficie di questa varietà perché ci interessa molto. Adesso io vorrei chiedere all'amico Paolo Mantovani, direttore dell'azienda agricola Gorino Sullam, in presemina con che cosa abbiamo concimato e con quanti quintali siamo andati di concime. Abbiamo fatto una concimazione di presemina con del fosfatila a 250 kg per ettaro e siamo all'incirca sui 230-235 kg di seme per ettaro. Questo è un terreno che viene da Medica e in questa zona abbiamo dovuto rispettare la normativa della regione, diciamo, sulla distribuzione di azoto, quindi siamo sulle 120 unità, però se guardate di azoto, se guardate il grano non è che sia sofferente, diciamo, anzi. Che trattamento abbiamo fatto qui in spigatura? Qui abbiamo utilizzato la Tussera. Bene, mi fa molto piacere, visto anche che oggi abbiamo in campo con noi, e lo vedremo subito dopo, perché la seconda varietà che andremo a visitare si chiama Liam. Abbiamo anche gli amici della Syngenta. Continuando nella nostra visita, sempre nell'azienda Gorino Sullam, siamo passati alla seconda varietà che abbiamo in osservazione, che è il Liam. È una varietà nuova del gruppo Syngenta, è un biscottiero, un importante biscottiero, in quanto ha delle caratteristiche molitarie decisamente importanti, ma come vedete anche questa varietà ha una spiga molto importante, quindi è garanzia di alta produttività. È una varietà che noi della Produttori Sementi Polesani inseriremo nella nostra scuderia, come oso dire. L'anno scorso l'abbiamo provato, ha dato delle medie strabilianti assieme ripeto, al Pilier, e io sono curioso di capire la produttività di questa varietà. Ripeto, è una varietà biscottiera, ha tutte le caratteristiche molto importanti, un bassissimo PSUL, una W media del settore biscottiero, della sua categoria, e quindi è una caratteristica molto importante per questa varietà. Ripeto, anche questa varietà fa parte della carta del mulino, è stata inserita nella filiera carta del mulino, e ci aspettiamo, noi della Produttori Sementi Polesani, ci aspettiamo molto da questa varietà. Con me ho l'amico rappresentante di Syngenta, l'amico Benetti Michele, il quale ci darà alcune delucidazioni per quanto concerne la varietà. Buongiorno a tutti, sono Michele Benetti e rappresento Syngenta. Siamo ospiti dell'azienda agricola Gorino Sullam e stiamo osservando un prodotto che per noi è il secondo anno che lo osserviamo con grande interesse. È un prodotto su cui riponiamo grandi speranze e su cui ci sono ottime prospettive per i prossimi anni, per vederlo impiegato nelle filiere Barilla stessa del grano tenero, in particolare per quanto riguarda appunto i grani biscottieri. È sicuramente il degno erede di quello che potranno essere quello che è stato Bagù ed altri prodotti simili. È un prodotto che ha un bassissimo PSUL, per cui si adatta particolarmente a questo tipo di filiera, e per di più ha delle caratteristiche proprio intrinseche di grande tolleranza per la pruina stessa che si nota, di tolleranza nei confronti delle patologie principali del grano, in particolare septoria e ruggini, e anche fusariosi. Qui abbiamo fatto un trattamento con la Tussera in spigatura ad 1 litro, e direi che siamo in una condizione più che mai buona ed eccellente di sanità. Come da programma siamo nella seconda realtà aziendale, siamo nell'azienda dell'amico Bovolenta Marino. Io sto vedendo una varietà Pilier bellissima veramente, e mi complimento immediatamente con l'azienda agricola, con il titolare. Anzi, ti vorrei chiedere, Marino,
che tecnica hai usato per portare in campo una varietà del genere? Considerate che anche in questo caso non siamo in presenza di parcelle, ma siamo in presenza, cioè a tutto campo. Quindi questo è un prodotto reale che tutte le aziende agricole possono portarsi a casa. Ecco, io vorrei sapere, Marino, da te, che concimazione hai fatto iniziale? Ho usato Fosfactil in presemina. Che quantitativo hai usato? Circa 220 kg per ettaro circa, 2,50. Un'altra cosa ti volevo chiedere, visto la sanità della pianta e la bellezza della pianta, ti volevo chiedere cosa hai usato in spiegatura qua? È la Tussera. Sì, Anche in questo caso abbiamo usato la Tussera. Sì, quindi tu hai seguito, morale della favola, il disciplinare Arnaldo Bovolenta? Certo. Bene, no, era una battuta, sia ben chiaro. Un'altra cosa volevo dire, tu l'ultima azotatura con cosa è stata fatta? Con Utec circa 250 kg. In totale ho fatto 190 unità di azoto. Bene, allora io innanzitutto mi volevo complimentare con te perché qui è uscito un prodotto e saremo curiosi tutti di sapere esattamente la produzione di questo prodotto, in questo settore. Adesso io volevo sentire anche un parere dell'amico Azzi. Bene, io Arnaldo rimango felicemente sorpreso della varietà, ma soprattutto complimenti anche all'azienda agricola qua di Taglio di Po perché il prodotto, diciamo così, sta esplicando al meglio le sue caratteristiche. Questo panificabile mutico è veramente stupendo e qua direi che otterremo la massima resa perché le premesse sono tutte buone, poi magari come avrete la possibilità di visionare dalle immagini anche dall'alto del drone, il campo è veramente omogeneo e le produzioni sono promettenti, veramente la varietà è altamente produttiva se poi si segue a maggior ragione i protocolli di produttori sementi polesani, le rese diciamo così sono garantite. Io volevo chiedere a Marino, qui hai usato la stessa tecnica del piliero o cosa hai usato? Uguale, identica, stessa tecnica. Quindi abbiamo fatto le stesse concimazioni, stessi trattamenti, che significa 2,5 quintali di Fosfactil in presemina, abbiamo fatto sulle 190 unità di azoto e tra l'altro l'ultima azotatura l'abbiamo fatto con Utec e in particolar modo in spiegatura l'abbiamo trattato con la Tussera. È stato fatto anche un trattamento in foglia bandiera, un trattamento importante che tra l'altro io credo moltissimo al trattamento in foglia bandiera e invito tutti gli agricoltori a fare il trattamento in foglia bandiera. Bene, comunque qui siamo di fronte a una realtà a due grani veramente splendidi. In questo momento ci ha raggiunti anche l'amico Ferrazzano Gianluca che è responsabile del settore grani, del settore Syngenta e quindi io adesso gli passo la parola che ci dirà 2 o 3 cosette sul LIAM. Grazie Arnaldo, è un piacere per me condividere questa giornata in campo con Arnaldo e con i colleghi per vedere i prodotti che abbiamo visto all'inizio sul catalogo e poi decantato nel corso dei convegni precedenti. Il LIAM è un prodotto che nasce da delle specifiche esigenze del mercato, da delle specifiche esigenze dell'industria. Ci è stato chiesto di trovare un prodotto per la pianura padana che avesse delle caratteristiche molto particolari, un biscottiero perfetto con un'adattabilità alla coltivazione e all'agronomia che in questa zona d'Italia riusciamo a mettere in campo. Il risultato della ricerca è stato appunto il frumento tenero Liam registrato nel 2019. Ed è un prodotto che ha, diciamo così, dei genitori importanti alle spalle, che hanno caratteristiche biscottiere perfette, lo possiamo dire, il Bagù è il padre di questo prodotto. Rispetto al genitore abbiamo migliorato alcune caratteristiche come l'adattabilità, si è reso più precoce, quindi è un prodotto leggermente più precoce del progenitore e questo aumenta moltissimo l'adattabilità nel territorio italiano della pianura perché può succedere che arrivino estati in cui il prodotto debba chiudere più precocemente e quindi avere un materiale a ciclo medio aiuta tanto questo tipo di gestione del prodotto.
A termine del nostro tour siamo arrivati nell'azienda agricola R.D. Gagliardo, vicino a me ho anche la proprietaria Dossi Chiara e stiamo vedendo la varietà Liam, anche in questo caso vedremo le due varietà Liam e Pilier. In questo caso siamo di fronte anche a una varietà spettacolare, e ripeto, attenti che questo non è un grano parcellare, qui stiamo operando a pieno campo, quindi tutte le aziende agricole, adoperando certe strategie, certi stratagemmi, possono avere in campo una varietà del genere e con delle produzioni che ci dirà anche, ma qui abbiamo già la possibilità di capire che siamo di fronte ad altissime produzioni. Bene, io adesso sarei curioso di capire innanzitutto qui siamo partiti, se non vado errato, con 2,5 quintali di fosfatili in presemina, dico bene. Qui abbiamo usato un azoto rame liquido come prima azotatura in accestimento. In levata abbiamo usato un altro azoto liquido, un azoto zolfo, e come chiusura di azoto abbiamo usato UTEC. Tra l'altro, Chiara, sto osservando che il campo è molto pulito, decisamente pulito. Con cosa l'hai diserbato? Serrate e Mantagold. Benissimo. E un'altra curiosità, tu logicamente qui è stato fatto, vedo dalla foglia bandiera, il trattamento in foglia bandiera, ma in spigatura che prodotto hai usato? La Tussera. Chiara, io ti posso garantire che avendo usato la Tussera in questo caso, noi abbiamo ancora una pianta ancora che mantiene bene diciamo così lo stay green, ma non solo, abbiamo avuto quest'anno un ritorno di Septoria, e l'Elatussera a 1 litro fatto anche in spigatura ha una grandissima capacità di difenderci dalle septorie, quindi io sono decisamente soddisfatto di questo impianto. Anche l'azienda di Chiara fa parte della filiera Carta del Mulino Barilla, e io vorrei anche, prima di sentire l'amico Ferrazzano, vorrei chiedere a Chiara come si è trovata con la filiera Carta del Mulino. È ormai il 3° anno che faccio parte della filiera Carta del Mulino, e quest'anno ho anche aumentato la superficie destinata a questo progetto, l'ho praticamente raddoppiata perché credo molto in questo progetto, che al di là del vantaggio per l'azienda anche in termini economici, porta anche un concetto di sostenibilità nell'agricoltura che in questo momento sta diventando molto importante. Naturalmente è un progetto a cui aderisco grazie all'intervento della produttore Sementi Polesani, per cui non solo quest'anno ho raddoppiato la superficie, ma presumo che anche nei prossimi anni, per quel che riguarda questa azienda, continuerà senz'altro. Io do la parola all'amico Ferrazzano. Siamo in questa splendida azienda, mi fa molto piacere che Chiara sia molto soddisfatta di questo prodotto, che devo dire agli occhi davvero riempie perché è veramente splendido. Le aziende agricole hanno una perfetta conoscenza di quelli che sono i loro modelli di business, e il fatto che il prodotto si adatti perfettamente alle loro esigenze è fondamentale per noi. Ci tengo a precisare che il Liam è un prodotto entrato recentemente all'interno della filiera del Mulino Bianco, quindi filiera Barilla, soprattutto con le carte in regola, di avere un aspetto, diciamo così, particolare, oltre all'aspetto biscottiero che abbiamo già descritto precedentemente. Questo aspetto è il fatto di avere un contenuto di asparagina molto basso, e questo, diciamo così, nel prossimo futuro sarà un obiettivo importante da raggiungere e mantenere quando andiamo a fornire i prodotti per la pasticceria, quindi i prodotti per i biscotti. È un aspetto importante di salubrità che bisogna incominciare a considerare se vogliamo ottenere dei prodotti molto performanti su questa tipologia. A conclusione delle nostre verifiche, siamo sempre nell'azienda agricola di Dossi Chiara, e stiamo guardando la seconda varietà, anche questa magnifica, il Pilier, inserita anche questo nella Carta del Mulino Barilla, e ci sono venuti a trovare 2 miei amici, Fontana Luca della Agripalù, assieme all'amico Faccioni Leonardo, 2 veronesi. Intanto ringraziamo Arnaldo Bovolenta per averci stimolato
a provare queste varietà nuove, più innovative, per cercare di vedere un business a livello di grano in una zona dove il frumento veniva vista più come una coltura secondaria. Quindi ringrazio Arnaldo, ringrazio i produttori sementi polesani, e l'anno prossimo siamo interessati a iniziare una filiera carta del mulino, perché siamo convinti che possano venire delle soddisfazioni anche nella coltivazione del frumento. Volevo sentire anche le osservazioni finali dell'amico Azzi Massimiliano di Florimond Desprez. Ringrazio ancora Arnaldo ancora una volta, devo dire la verità, le aziende che hanno deciso di sposare, diciamo così, la strategia di produttori sementi polesani, quindi sia la strategia di scelta varietale, quindi l'offerta varietale che offre oggi la produttori sementi polesani, direi che le immagini confermano da solo che è una strategia vincente, senza contare poi i risultati visibili ottenuti grazie comunque ai disciplinari di produzione della carta del mulino bianco, ma anche e soprattutto alle strategie che consiglia produttori sementi polesani. La varietà, come avete visto, ormai la conoscete, non mi ripeto con altre nozioni tecniche, diamo solo un piccolo spunto riguardo al futuro. Anche noi come colleghi stiamo cercando di lavorare sulle selezioni future per un basso contenuto di aspargina all'interno delle varietà future, quindi sempre per cercare di offrire ai nostri consumatori un prodotto che sia sempre più salubre. Oggi abbiamo anche l'onore di avere l'amico Bassi Roberto, che è l'uomo che praticamente ha messo in campo, ha scelto nel vero senso della parola la varietà Liam. Ecco, io gli vorrei chiedere alcune delucidazioni tecniche appunto a Roberto Bassi, prego. Grazie per questa opportunità. Sì, Liam è sicuramente una varietà biscottiera identificata già nei primi stadi di sviluppo come assolutamente adattabile a queste zone, in linea con quelle che sono le caratteristiche, diciamo, agronomiche richieste per un biscottiero, e soprattutto caratterizzato da anche un profilo molitorio perfettamente in linea e costante con le richieste della filiera per i biscottieri. In particolare Liam ha anche le caratteristiche, abbiamo già evidenze molto dettagliate sul basso contenuto di asparagina, che è un elemento fondamentale, sta diventando un elemento fondamentale anche a livello genetico per costituire, diciamo, materie prime prive del rischio dello sviluppo di acrilammidi nelle fasi successive al processo, in particolare per i biscotti, e che quindi costituisce un elemento sicuramente importante nella scelta diciamo, per gestire le varietà in purezza e nei successivi processi di lavorazione. Siamo nell'azienda agricola Salvi di Vai e stiamo ammirando una bellissima varietà di grano duro. La varietà è Amarcord, varietà della Singenta. Considerate che il terreno non è dei più felici, di un terreno provenienza marina, insomma, a mio avviso la varietà si sta esprimendo decisamente bene anche su terreni difficili. Ecco, io vorrei sapere anche alcune caratteristiche particolari da Roberto Bassi. Questa varietà si adatta molto bene in queste situazioni perché è una varietà con un ciclo medio-lungo, quindi va benissimo per la pianura padana, è una varietà che tollera molto bene le principali patologie, compreso la fusariosi e in particolare anche l'accumulo di tossine, il DON. Questa è una caratteristica importante per avere in questi climi, in queste situazioni. Amarcord è una varietà molto produttiva con un buon profilo qualitativo. La caratteristica principale è che rimane, vedete, molto bella verde e chiude comunque, quando arrivano le temperature critiche per la raccolta, chiude molto bene ed è in grado sempre di garantire il peso ettolitrico necessario per avere delle caratteristiche, diciamo, di produzione e di molitura assolutamente tra le migliori. Tenete conto che tra tutte le varietà da nord è quella che il peso ettolitrico è sempre molto al di sopra della media in tutte le situazioni e in tutte anche le gestioni aziendali. A livello di proteine, dal punto di vista proteico, la varietà come si esprime? Se gestita con le opportune concimazioni è in grado anche di fare un buon accumulo di proteine, quindi è una varietà sicuramente che può dare molte soddisfazioni sia per l'azienda agricola relativamente alla resa, sia anche, diciamo, per gli utilizzatori, in quanto il livello di proteine è comunque sempre molto elevato se gestiamo le concimazioni correttamente. Tra l'altro in questa fase è una varietà che non alletta, è una varietà che resiste anche agli allettamenti, ha un'elasticità come grano duro insomma molto importante.